Non me ne vogliano le nuove generazioni o gli amanti della esterofilia, ma io sono per il classico pupo di zucchero, intendiamoci. La zucca di Halloween non mi affascina tanto, anche perché quando ero bambino quasi quasi amavo di più la notte dei morti, dei defunti, che il Natale, perché è vero che il Natale viene Gesù bambino, ma nella notte tra l'1 e il 2 di novembre venivano i miei nonni a portarmi un pupo di zucchero, i vari dolci e qualche giocattolo, quindi era un momento più affascinante. Poi è subentrato Halloween, noi forse più che amarlo lo abbiamo subito, c'è stata forse anche un po' di ribellione tra virgolette da parte della Chiesa, perché non ritiene che il giorno di tutti i santi possa essere considerato in questo modo, però nella stragrande maggioranza del mondo moderno e soprattutto nei paesi anglosassoni quella zucca e nel dire scherzetto o dolcetto credo che sia un momento importante. Però io mi tengo il mio pupo di zucchero e ogni tanto me lo guardo. Quando ero bambino a furia di leccarlo durava 6 mesi, però era sempre lì bello nella sua maestosità. È una settimana importante quella che ci accingiamo a trascorrere, comunque dal punto di vista di target, perché per noi la settimana inizia il mercoledì, quando appunto abbiamo la festa di tutti i santi, poi la commemorazione dei defunti, ma non dimentichiamoci neanche il 4 novembre, la festa delle forze armate. Io prima di iniziare devo ringraziare Margherita perché è stata una eccezionale padrona di casa la scorsa settimana nel condurre Target in mia assenza, e devo dire insomma che qualche volta mi assenderò volutamente, ecco, non per necessità, perché lei lo fa veramente bene. Anche per questa settimana è la terza della nuova stagione Target 2019-2020, parleremo di argomenti interessanti con degli ospiti che vi trasmetteranno quelle che sono insomma, le loro notizie dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, anche dal punto di vista professionale, non tralasciando neanche il settore musicale, che è una parte importante della nostra trasmissione. Dicevo, terza settimana che si pone a cavallo tra ottobre e novembre. Passo subito allora a presentarvi gli ospiti, con loro, dicevo, parleremo di argomenti sicuramente interessanti che spero vi facciano trascorrere quest'ora di trasmissione molto velocemente e tenendovi incollati al televisore, anche perché non c'è pubblicità e quindi diciamo, non si spezza. Iniziamo dalla mia sinistra, lei è Paola La Sala, docente di sociologia della mediazione nel corso triennale appunto di mediazione linguistica di Agoramundi. Con lei c'è la responsabile dell'organizzazione di Agoramundi, Carolina Ciranne. Si prosegue con Calogero Zicari da qualche giorno, il nuovo presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Dicevamo politica, ne parleremo con Nuccia Palermo, lei è capogruppo e consigliera comunale della Lega al Comune di Agrigento. La cultura della Libera Università Agrigentina con il professor Zino Pecoraro. E poi dicevamo la musica con la nostra ospite Vittoria Gibilaro. Allora, Nuccia. Eccomi qui. Un bel successo in terra umbra. Grande risultato che va a sottolineare un dato che ormai è certo. La gente si è svegliata, gli inciuci di palazzo non piacciono e le risposte vengono date. Abbiamo degli appuntamenti importanti, non è la regione Umbra l'ultima, perché anzi è la prima di una lunga serie, e sono tutte donne. Quindi avete preparato le altre bandierine? Avete preparato noi siamo pronti e devo essere sincera, prima che noi siamo pronti alla guerra, non soltanto noi ma anche la gente. Quindi tu credi che il risultato elettorale dell'Umbria abbia anche una valenza nazionale, non solo localizzata a quella regione? Secondo il presidente Conte lo ha paragonato a Lecce, io credo invece che il problema sia molto più profondo e la voglia di rifarsi, la voglia di giustizia, la voglia, lei poco fa parlava di tradizioni, la voglia di mettere davanti finalmente, non me ne voglia nessuno, il popolo italiano è ormai partita e non credo si possa più fermare. Come si dice, insomma, che chi vince ha sempre ragione, sempre tra virgolette. Perché, insomma, ma la vittoria precede un lavoro. Certo, i
I numeri sono numeri, vittoria arriva dopo un ci lavoro. mancherebbe. Naturalmente era solo per introdurre l'argomento. Con Nuccia Palermo parleremo anche soprattutto dell'attualità agrigentina, insomma, di quello che è la politica nei nostri giorni, anche in previsione del 2020, che non è soltanto il 2600° anno della nascita di Akragas, ma ci sono le elezioni, quindi è una data importante. E a proposito di elezioni, Sindaco Zicari, Sindaco e Presidente, com'è sta cosa? Attualmente riveste la carica di sindaco del comune di Realmonte e da qualche giorno di presidente dell'ordine degli ingegneri della provincia di Agrigento. Io a dire il vero sono consigliere all'ordine da circa 6 anni, in un primo periodo sono stato anche il segretario quando era presidente l'ingegnere Domenico Armenio, poi diventato sindaco ho lasciato insomma un po' l'impegno ad altri. Ora ho deciso di riprendere questo impegno e di impegnarmi insomma, per un paio di anni. Parleremo con Zicari anche, non lo so se anche nell'ordine degli ingegneri avete un programma da rispettare o comunque il candidato poi diventato presidente ha presentato dei punti cardini che caratterizzeranno la sua presidenza. Ne parleremo durante il corso della nostra puntata. Professore Zino Pecoraro, dicevo, Libera Università Agrigentina, è un'università normale o un'università virgolettata anche questa? No, non è virgolettata, si tratta semplicemente di un'emanazione dell'Auser, che è un ente che si occupa dell'assistenza alla terza età ed è formata prevalentemente da pensionati, per lo più professionisti, docenti in larga misura. E questa Libera Università Agrigentina da anni, non da oggi, organizza delle attività culturali di informazione non solo riguardanti la letteratura, la poesia, l'arte, la musica, ma per esempio l'anno scorso abbiamo visto dei bellissimi documentari riguardanti i delfini che attraversano di fronte San Leone. Un bellissimo documentario fatto da una ricercatrice di Agrigento che si chiama Alessi, che lavora con l'acquario di Genova. Poi abbiamo assistito anche a una serie di attività di approfondimenti riguardanti la musica. Ora per esempio ne parleremo dopo del programma che avete, questo è dall'anno scorso. Anche la musica ho visto che è anche una parte dominante di questa voglia di apprendere che non finisce mai, allora, sì, insomma, in effetti, di conoscere. Noi ci riuniamo periodicamente perché queste attività si svolgono con cadenza settimanale. Abbiamo solo un cruccio, che vorremmo la presenza dei giovani. Ne parleremo e magari faremo un appello. Certi argomenti sarebbero utili per i giovani. L'università della terza età anche e soprattutto con la presenza dei giovani per questa continuazione del sapere e anche dell'apprendere. E a proposito di università, invece, questo è un corso vero e proprio che dà anche un titolo, stiamo parlando del corso di mediazione linguistica, una laurea triennale, nel gergo tecnico è una L12. L12 è appunto l'autorizzazione che ha dato il MIUR per questo corso di laurea triennale. Diciamo subito che mediazione linguistica ha la necessità della conoscenza della lingua, ma credo che soprattutto ha la necessità della conoscenza della cultura. In effetti è un corso di laurea in mediazione linguistica e culturale e non sottovaluterei proprio l'aspetto culturale, anche perché si differenzia da altri corsi di laurea in mediazione linguistica dove l'attenzione viene data esclusivamente alle lingue. Ovviamente le lingue sono fondamentali, il corso prevede 250 ore di arabo, più 210 ore di arabo. Sì, la struttura del corso, come dicevamo, è fatta sia dalla lingua in sé per sé, dalla cultura e poi anche dal contatto diretto, no? Nell'essere, possiamo anche definirlo così, sul posto di lavoro, ecco. Esatto, infatti il nostro corso prevede 210 ore di arabo, 60 ore di lingua inglese, 60 ore di lingua francese, 60 ore di tirocinio formativo e 420 ore in materie curriculari, quali il diritto internazionale, la mediazione culturale, la sociologia dei processi culturali ed economici, la storia contemporanea,
l'economia politica e statistica economica e la psicologia del lavoro. Professoressa La Sala, ma perché c'è questa necessità qui ad Agrigento? Come è nata insomma l'idea di questo corso? Allora, la nascita parte da un convegno che è stato realizzato qui ad Agrigento, addirittura su indicazione della Curia, dove si parlava appunto della cultura del Mediterraneo. E parlando di Mediterraneo, ovviamente ci rendiamo conto che noi siamo la porta del Mediterraneo, da noi confluiscono appunto. Lo vediamo da almeno un decennio a questa parte. Anche di più. E quindi c'è la necessità di aiutare questo flusso, di supportarlo e di lavorare per un processo di integrazione. Perché mentre in questi ultimi periodi spesso si pensa no, l'integrazione con gli immigrati no, gli immigrati sono troppi, arrivano 2.000, 3.000, ogni giorno sentiamo numeri eccessivi e quasi pensiamo, e anche i media in questo, oltre che la politica, hanno la loro parte, che ognuno dice la propria, insomma. Che l'immigrazione sia per noi un disastro. Noi, non lo è secondo me. Allora, ecco, qui interviene la parte politica. Stiamo parlando di mediazione. Parola brava, no. Gestita male è un disastro. Dirai anche tu il tuo pensiero. Esatto, gestita male. Noi la settimana scorsa, voi avete fatto anche delle interviste, abbiamo inaugurato il secondo anno del corso di laurea e tra gli ospiti che hanno partecipato a questa inaugurazione c'era il professore, che poi è uno dei professori del corso di laurea, che è anche il direttore dello SVIMEZ, che è l'Istituto di Ricerca Statistica Mediterranea. I dati riportati rispetto al nostro trend di popolazione e sulla necessità a livello nazionale, ovviamente, per il mantenimento del PIL, perdonatemi, faccio la brava. Sono dati non la senta Annuccia, non la senta Annuccia. Lei parla dal punto di vista politico, noi parliamo dal punto di vista parlo dal punto di vista statistico e quindi sono dati oggettivi, poi ognuno ovviamente. Diciamo che il processo di immigrazione e di mantenimento, realizzando un'ottima integrazione, perché ovviamente mantenere la gente così, immigrati così per strada non ha senso e veramente lì andiamo su dei pericoli che una mancata integrazione possono creare. E allora da lì nasce l'idea di creare delle figure professionali che possono lavorare nelle istituzioni pubbliche. Ripeto che già il Ministero degli Interni da anni fa concorsi per mediatori linguistici e culturali e lavorare nelle varie strutture, nelle scuole, negli ospedali, nelle carceri, in tutte quelle istituzioni che, volenti o nolenti, oggi vengono a contatto con una popolazione straniera. Certo, non possiamo negare che la multirazzialità tocca anche il nostro territorio e conoscere chi abbiamo di fronte sicuramente aiuta non solo loro ma aiuta anche noi a comunicare e a offrire quei servizi che sono necessari. Infatti leggo nella vostra brochure che tra gli sbocchi occupazionali appunto c'è quello nei CAF, nelle aziende ospedaliere, anche nelle imprese che devono sicuramente avere a che fare con questi nuovi cittadini. No, per l'impresa è diverso, diciamo che la conoscenza delle lingue arabe e comunque delle lingue in ogni caso aiuta tantissimo i nostri ragazzi a trovare lavoro anche in quello che è l'area commerciale. Dal punto di vista tecnico operativo il corso si appoggia al polo universitario, quello di Agrigento. Esatto, il nostro corso opera presso il Consorzio Universitario di Agrigento in via Quartararo. Siamo al secondo anno di questa esperienza universitaria e siamo contentissimi ed entusiasti
anche per la reazione dei ragazzi che sono motivati e che hanno avuto la fortuna di godere di grandi personaggi universitari, quali il professore Guarino di diritto internazionale, il professore Claudio Rossi di mediazione culturale, la stessa professoressa La Sala di mediazione culturale e molti altri. Ci tengo a dire che in questo prossimo anno ci auguriamo di avere lo stesso successo e siamo a disposizione dei ragazzi. Peraltro volevo ricordare che le iscrizioni sono aperte fino al 17 novembre di 2019 ed è possibile rivolgersi direttamente al consorzio universitario chiedendo di Agora Mundi nei giorni di ricevimento, che sono il martedì dalle 10 alle 12, il mercoledì dalle 16 alle 18 e il giovedì dalle 10 alle 12. E poi, come dicevamo prima, parlando, vedo qua insomma il piano studi, ecco, di questo triennio, insomma, come dicevamo, non soltanto la conoscenza della lingua, ma anche sociologia, l'economia politica, la psicologia del lavoro, insomma quelle che sono anche le dottrine politiche, sia anche quelle dei diritti civili che anche dei diritti di religione, quindi diciamo un corso abbastanza completo. Ecco. Completo e assolutamente esaustivo per i ragazzi. Dicevi secondo anno, ma quindi già le iscrizioni possono dare il termometro dell'interesse che ha questo corso qui da noi? Sì, assolutamente. La reazione dei ragazzi è stata veramente di persone vivaci che si sono approcciate a questo corso con grande entusiasmo, come dicevo prima. Quest'anno partirà il primo anno e il prossimo anno già avremo i primi laureati. Nuccia, abbiamo parlato dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico sappiamo la posizione della Lega a tal riguardo. Insomma, vorrei fare una precisazione. Ma non alziamo muri, ecco, non alziamo muri. No, ma i muri non sono mai stati alzati. Vorrei fare una precisazione. Io so che questo corso è diretto ai nostri ragazzi per dare anche uno sbocco lavorativo e fin lì ci siamo. La cosa che mi fa saltare dalla sedia, non potrebbe essere altrimenti, non voletemi male per questo, è sostenere che noi abbiamo bisogno di un flusso eccessivo di immigrati che il più delle volte sono clandestini, perché dobbiamo aiutare il nostro PIL. Ecco, aiutiamo i nostri ragazzi, aiutiamo le strutture, aiutiamo le imprese, cerchiamo un attimino di... Io capisco che ognuno di noi difende la propria pagnotta e quando parliamo di lucro su un'immigrazione, allora ognuno difende il proprio ruolo, perché questo avviene. Ogni moneta ha il suo risvolto, no? Però vi voglio invitare a fare un passo un po' indietro a 2 giorni fa, quando il Viale della Vittoria, al Viale della Vittoria, 2 ragazzi, è stata notizia, voi lo sapete sicuramente, 2 ragazzi, 2 minorenni sono stati assaliti da 2 extracomunitari, minorenni anch'essi. Non voglio fare di tutta l'erba un fascio. Assolutamente. Però tengo a precisare che noi oggi abbiamo bisogno di sicurezza, che noi oggi abbiamo bisogno di non inculcare alla nostra gente che deve essere per forza, si deve abituare alla sostituzione con un'immigrazione clandestina, perché parliamo di immigrazione clandestina. Ma la professoressa La Sala parlava di numeri e poi per il resto sono d'accordo. Sì, ma i numeri non sono altri, cioè l'Italia come immigrazione, diciamo, forse di transito, ma di stanzialità è la 12ª o la 13ª in Europa. Noi oggi dobbiamo permettere ai nostri giovani di riuscire finalmente a 30 anni, che già siamo grandi, siamo adulti, dai 30 in poi, a rimanere qua, a tornare qua e a riuscire a fare figli. Prima i nostri ragazzi. Allora, voleva dire qualcosa. Però mi ascolti, perché così raccolgo un attimo. Professore, una cosa sola. Volevo dire una cosa, entrare nel merito, a me non compete. E poi chiudiamo la parte politica e parliamo della parte culturale. Nel nostro programma il 28 novembre, l'ammiraglio Vittorio Alessandro, che è una persona molto competente sull'argomento, terrà una riflessione sul fenomeno migratorio nel canale di Sicilia. Naturalmente, conoscendo la persona e le grandi informazioni che ha, sarà un incontro molto interessante. Volevo soffermarmi un minuto, se è possibile, sulla parola mediazione. Sì. La parola mediazione serve a trovare punti di contatto tra entità diverse. È chiaro? Nel campo linguistico,
nel campo religioso, nel campo culturale, nel campo comportamentale e così via. Noi sappiamo, lo sappiamo già dagli anni 70, era già previsto che successivamente negli anni 80, alla fine del Novecento, ci sarebbero state ondate di immigrazione. Era un fenomeno previsto. Ora, sulle emigrazioni ci sono due punti di vista diversi. Un punto di vista, come dire, ecumenico, di accettazione, perché le nazioni, ci sono quelle nazioni che l'accettano. Pensiamo all'emigrazione in America del meridione, dell'Italia meridionale, nei primi anni del Novecento. C'è stata un'emigrazione, spesso era clandestina, è vero. L'altro punto di vista è quello del rifiuto a prioristico, per cui è facile sostenere, come ha sostenuto qui la consigliera Palermo, che prendendo come spunto il minimo, no? Cioè un episodio criminale, diventa una visione universale. Diventa quello E allora questo non conduce a nulla, perché noi viviamo in una società mescolata ormai. Credo che, io non sono un sociologo, ma esiste nella sociologia, la professoressa potrà dare riferimenti, una espressione che dice in inglese melting pot, la pentola dove ci sono tanti e tanti ingredienti. E questa è la civiltà del nostro tempo. Per cui è inutile fare demagogie di tutti i tipi, scusi, non e poi è le interviene demagogia. per tutto il tempo. Non è demagogia. Sì, È inutile e chiudiamo la parte politica, è per inutile favore. fare demagogie, bisogna accettare la storia, non si giocano le campagne elettorali su questi episodi. Stop. Bene. Ma scusi, Aspetta, scusi, no, una precisazione la devo fare, perché quello Cioè- che mi ha detto non è di poco conto. Una precisazione e poi chiudo. Ecco, Se chiudiamo, noi giustifichiamo l'immigrazione clandestina, stiamo giustificando e stiamo permettendo tutti quei morti, tutte quelle morti che avvengono perché ci sono tutti quegli scafisti, tutta quella delinquenza che lucra su questo. Allora, diciamo non di parliamo dare- non parliamo di tutta non l'erba parliamo un di fascio, immigrazione clandestina. no, parlavamo Parliamo di adesso, status- parlavamo di clandestino status- poco fa. di Ha detto status- lei. che andavano- Ha Devo, detto lei. devo fare il duro, vi tolgo la parola, devo fare il duro. Italiani che Ha detto andavano E lei. parliamo della, clandestini. scusate, della Clandestino, no. mediazione, perché c'è la necessità nella nostra società di avere delle figure che sono professionalmente formate. E che quindi ovviamente, proprio perché non solo conoscono la lingua, ma perché studiano, avete visto un attimino, abbiamo letto le materie, anche usi, costumi, modus etici, religiosi di altre popolazioni, perché solo attraverso la conoscenza io posso comprendere e aiutare a comprendere, quindi anche aiutare l'immigrato che viene, quindi chi va in un'altra nazione, così come ci siamo trovati noi e ci troviamo tuttora noi, perché anche noi emigriamo purtroppo. La nostra migrazione adesso è una migrazione acculturata, perché sono i nostri giovani, quelli che hanno studiato, i forse migliori, che vanno fuori, ma anche loro devono avere quel processo di accoglimento di un modello di vita diverso da quello ai quali sono abituati. Bene, bene, parleremo ancora di questo argomento e andiamo, come dicevo prima, al Presidente Zicari. Presidente, hai presentato che cosa? Un programma, un obiettivo? Hai dato delle linee guida che seguirai in questo tuo mandato? Mi consentirete anche a me di dire due paroline per quanto riguarda l'emigrazione, sono sindaco. E Voglio non anche solo, sindaco di un testimoniare paese quello che è avvenuto da noi. Io credo che i processi vadano guidati. Noi abbiamo avuto un'esperienza a Real Monte, noi abbiamo circa 30 di questi ragazzi che soggiornano là da diversi anni e posso testimoniare che in questi 4 anni e passa da quando sono sindaco non abbiamo avuto mai episodi di violenza, c'è stata una collaborazione con l'associazione Aquarinto che si occupa di questi ragazzi. Abbiamo fatto delle cose assieme, noi facciamo l'albero di Natale assieme a Natale, fanno i dolcini per il periodo dei morti, sì. Adesso e ce li portano. Insomma, se il fenomeno è governato, allora si riesce ad andare avanti e ci può essere la crescita da entrambe le parti.
fenomeni diffusi Certo, come gli incontrollati, alberghi che ospitano 400 persone a ridosso di un paese, è chiaro che diventano europei. Certo. Allora vi posso dire che noi abbiamo sperimentato il fatto che questi ragazzi che abitano in appartamenti che sono dislocati in diverse parti del territorio, distanti l'uno dall'altro, hanno consentito una certa integrazione di questi ragazzi. Alcuni già lavorano, hanno lavorato nel periodo estivo nei chioschi, nei ristoranti che ci sono regolarmente, hanno lavorato e stanno dando un contributo, quindi c'è una crescita reciproca. Grazie per questo contributo, passiamo all'ingegnere adesso. Allora, io dicevo, sono consigliere dell'ordine da circa 6 anni. Nel primo periodo sono stato segretario quando Armenio era presidente e tutto quello che abbiamo fatto in questi anni è condiviso, quindi c'è una continuità tra quello che ha fatto Armenio, che ha fatto poi Avenia, tra l'altro sono nostri amici, siamo un gruppo di amici, e quello che farò io, quindi andremo avanti nell'ambito della condivisione, della continuità. In un momento in cui in Italia si parla solo di discontinuità, perché chiunque si affaccia alla vita politica o a una carica parla subito di discontinuità. No, invece io ci tengo ad affermare che lavorano nel solco della continuità. Io credo che l'ingegnere abbia un ruolo, possa avere e debba avere un ruolo fondamentale nella società. Vi sono moltissime specializzazioni. In passato si parlava spesso di ingegnere edile, civile, idraulico, trasportista, c'erano gli industriali, i meccanici, elettronici, ma adesso ci sono delle specializzazioni che sono veramente varie. Il meccanico, il gestionale, una nuova figura. Nelle cantine, per esempio, trovate che sono dirette spesso da ingegneri gestionali. Nei vari ambiti dell'Italia, di tutto ciò che si fa della produzione italiana, troviamo ingegneri. Io credo che debbano avere un ruolo fondamentale. Per restare qua un po' da noi, E che dal punto di vista numerico in Italia mancano, mi sembra. Allora, Cioè, mancano nel in senso Italia, posso dire che molti giovani però che si formano in Sicilia poi vanno a finire in altre parti d'Italia, a Milano, a Torino, nel nord Italia, alcuni all'estero. A Londra di recente degli ingegneri elettronici che sono stati assunti e mi risulta personalmente. Allora devo dire che sì, mancano, ma c'è veramente una forte esigenza, perché noi abbiamo una cultura e una formazione che può incidere veramente a partire dal territorio. Se noi pensiamo le varie problematiche che ci sono a partire dal dissesto idrogeologico, per esempio, entra l'ingegnere, nella protezione civile, nell'urbanistica, nella formazione degli strumenti urbanistici, e per finire nelle altre branche, la meccanica, molti sono a Torino, a Milano, nel campo della medicina adesso, quindi veramente possiamo incidere. Ora, poco fa parlavamo di governare i processi, anche qua però bisogna fare in modo che l'ingegnere possa essere più presente e possa esprimere ciò che sa, ciò che potrebbe dare. Negli anni passati i comuni, per esempio, e qua io la vedo anche dall'altro lato della medaglia, i comuni avevano un parco progetti che era enorme, per cui si poteva attingere finanziamenti facilmente, strade, scuole e quant'altro. Adesso c'è carenza di progetti nei comuni, per cui a volte ci sono i bandi, ma i comuni e i sindaci non sono nelle condizioni di poter partecipare perché non hanno un progetto. E quindi da un lato ci sono studi professionali con delle competenze enormi che potrebbero dare tanto, dall'altro le amministrazioni pubbliche che non possono dare incarichi perché ci vuole la copertura finanziaria che spesso non c'è. Allora se riuscissimo a conciliare queste cose, a fare lavorare di nuovo gli studi professionali che ci sono, presso i comuni, presso le pubbliche amministrazioni, esprimendo quello che sanno fare, perché molto spesso i progetti vengono fatti dai tecnici comunali, che magari non hanno le competenze specifiche per poter fare quel tipo di progettazione, mentre all'esterno c'è un'offerta che è enorme, dal professore, dal docente universitario agli ingegneri che hanno lo studio professionale. Noi dovremmo veramente lavorare molto per fare in modo che si possano dare incarichi professionali e produrre un parco progetti che è necessario. Un'altra cosa importante, in questo momento si parla molto di consumo del suolo, anzi di consumo zero del suolo, perché abbiamo veramente realizzato tanto nelle nostre campagne, nelle periferie delle città, dei comuni. Io direi zero nuove costruzioni, ci affacciamo a consumo zero o a saldo zero. Allora bisogna rivalutare l'esistente. Noi faremo uno sforzo come Ordine degli Ingegneri per formare delle figure che possano intervenire sugli edifici esistenti, approfittando anche dei bonus che per ora ci sono. Sisma bonus, eco bonus, adesso si parla di facciate.
questo aspetto delle facciate sarebbe importantissimo perché potremmo riqualificare le nostre città, i centri storici, Stai il parlando consumo di da suolo. Favara che ci sono 7.000 palazzi senza facciate, mentre dentro ci sono i bagni d'oro, dico. Quindi diciamo, anche la cultura è dovrebbe un problema culturale nostro, Certo, la cultura. un problema culturale nostro che probabilmente piano piano va cambiando, Bene, ma va continueremo- incentivato. Sì, continueremo a parlare di questo perché è molto importante. C'è Vittoria Gibilaro che dice, ma insomma qua io che ci sto a fare? No? Ci sta a fare nel senso che la parte musicale è molto importante, magari di questi argomenti ancora è un po' presto perché tu ne possa trarre direttamente argomentazioni. Ma parliamo di te, Vittoria. Allora, io ho iniziato a studiare canto all'età di 9 anni presso l'Accademia Palladium diretta da Lia Minio. In questi anni ho fatto vari concorsi, ad esempio a Sambuca, Porto Empedocle, Sommatino, Vallelunga e anche spettacoli e saggi. Certo, insomma, una ha una bella voce, una dote naturale, però la deve affinare, la deve curare attraverso la scuola. Anche quella è una scuola di come usare il diaframma, di come usare un po' tutto, no? E hai un particolare riferimento nel mondo musicale, una tipologia di musica oppure spazi un po'... Mi piacciono soprattutto le canzoni vecchie, però faccio anche canzoni moderne. Tu sei chiamata qui a cantare, insomma, altrimenti che ci stai a fare? Insomma, ci hai portato, anzi ci dovevi portare, te l'abbiamo detto, almeno 2 canzoni. La prima? Minuetto. Oh, è la voce di Mia Martini, insomma, è un po' difficile però, eh? Vedremo come te la cavi, sicuramente bene. Al centro del nostro studio allora per questo primo momento musicale affidato a Vittoria Gibilaro che ci propone la sua versione di Minuetto. Ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia. Troppe volte vorrei dirti no e poi ti vedo e tanta forza non ce l'ho. Il mio cuore si ribella a te, ma il mio corpo no. Le mani tue strumenti su di me che dirigi da maestro esperto quale sei, e vieni a casa mia quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tu, tanto sai che questo male che ti vada avrai tutta me se ti andrà per una notte, na na na. Na 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 na. E cresce sempre più la solitudine nei grandi vuoti che mi lasci tu. Rinnegare una passione no, ma non posso dirti sempre sì, nel sentirmi piccola così tutte le volte che mi trovo qui di fronte a te. Troppo cara la felicità per la mia ingenuità, continuo ad aspettarti nelle sere per elemosinare amore. Sono sempre tua quando vuoi, nelle notti più che mai, dormi qui, te ne vai, sono sempre fatti tuoi, tanto sai che questo male che ti vada avrai tutta me se ti andrà per una notte solo tua. La notte a casa mia sono tua, sono 1000 volte tua. La vita sta passando su noi, di orizzonti non ne vedo mai. Ne approfitta il tempo e ruba come hai fatto tu il resto di una gioventù che ormai non ho più, e continuo sulla stessa via.
sempre ubriaca di malinconia. Ora ammetto che la colpa forse è solo mia. Avrei dovuto perderti e invece ti ho cercato. Brava Vittoria, è grande la dolce Mimì. Bene, riprendiamo il nostro dibattito, insomma, perché proprio di un dibattito si è trattato almeno in questa prima parte. E dicevo, Nuccia, 2020 per Agrigento è una data importante, volevamo anche essere capitale della cultura, purtroppo per poco non ci siamo riusciti, esatto. Però i 2600 anni ci sono tutti, ma ci sono anche le nuove elezioni amministrative. No? Agrigento merita tanto, io sono abbastanza orgogliosa delle origini che ho, sono abbastanza orgogliosa della mia terra. Sono un peperino politicamente parlando, perché tendo sempre a difendere quello che è il mandato più che elettorale. Difendere, attaccare. Sono punti di vista. Sa perché sono punti di vista? Perché quando si parla, e chiudo quella parentesi e poi parliamo del... L'abbiamo chiusa già, perché quando parliamo di nuova realtà, vede, poco fa l'espressione del sindaco di Realmonte fa capire che quando ti metti di fronte a un problema la visione è ampia. Quando si parla di governare qualsiasi fenomeno lo studi e quindi riesci a capire come far bene alla tua popolazione e come integrare e non sfruttare chi arriva dal mare o arriva ma non può essere l'unico argomento politico l'immigrazione. Ma no, ma non lo è. Tanto è vero che noi parliamo di tanto altro. L'economia, c'è tutto. Lei è convinto, ora faccio una domanda a lei e a me stessa. Lei è convinto che riuscendo a mettere davanti i nostri cittadini, la nostra popolazione, già non si faccia un bel servizio? Noi tentiamo, e questo è uno sforzo immane, noi tentiamo innanzitutto di difendere la dignità di affrontare quotidianamente la vita all'interno di una città che è stata abbandonata. Abbiamo bisogno di una nuova classe politica. Cioè, per far questo bisogna dare servizi, bisogna dare Agrigento è la culla natale di politici importanti. Parliamo di Alfano, parliamo di politici che comunque Alfano è il più longevo, che ha le proprie origini natali ad Agrigento. È un discorso che facevamo con il professore fuori dallo studio, qui davanti. È inammissibile che Agrigento, come la provincia, come la nostra regione, sia l'ultima d'Italia, ed è inammissibile come il bene comune, come l'agrigentino stesso non possa essere orgoglioso di vivere ad Agrigento, una città meravigliosa per tutto quello che non è merito nostro, non è merito della politica, e quindi noi vogliamo dare un cambio. 2020 è una data importante. Quasi 5 anni dell'Ilva Feretto, allora non mettiamo che cosa? Mi pare un po' esagerato. È un fan di Lillo Firenze, lo capisco dalla maglia, però purtroppo la città dice diverso. Ognuno la città che vede le cose. Assolutamente. Scusa, professore Pecoraro, dice quindi per Nuccia Palermo, diciamo, questi quasi 5 anni dell'Ilva Feretto non sono positivi, no? Possiamo guardare il servizio
loro si vantano non devo molto, guardare niente, io voglio loro sapere si la tua guardano, sto opinione. rispondendo, Sì. io solitamente rispondo argomentando e tu lo sai perché mi conosci. Assolutamente. Perfetto, io sto rispondendo. Agrigento, Lillo Firetto ad Agrigento purtroppo il consenso che aveva lo ha perso. Se guardiamo il servizio della differenziata, che comunque è un servizio cavallo di battaglia, vedo il professore pronto, cavallo di battaglia di questa amministrazione, è stato fallimentare. Se noi guardiamo tutte le attività che continuano a chiudere, i ragazzi che continuano ad andare, ci rendiamo conto che quella politica di, come dire, di prospettiva al futuro, all'oggi forse più che il futuro, non è stata adattata. Una volta in consiglio comunale proposi, che è rimasto nel cassetto della presidenza, proposi ad esempio, tanto per citare qualche esempio, perché cosa può fare la politica per cercare di trattenere e di dare nuovi sbocchi, proposi degli sgravi a chi coraggiosamente cerca di mantenere aperta la Saracinesca, dando la possibilità ai nuovi e anche ai meno giovani di riuscire ad affrontare la quotidianità, perché ricordiamoci una cosa, il bilancio comunale, tutti i comuni hanno grandi difficoltà, però il bilancio comunale non può reggersi soltanto opprimendo e chiedendo imposte e tasse senza riuscire ad incentivare il lavoro, senza riuscire ad incentivare chi investe e sacrifica il proprio tempo, la propria famiglia sul territorio agricolo. Bene, 2020 maggio, la Lega è pronta per... Noi stiamo per lavorando, andare siamo alle pronti. elezioni? Sì. Sì, siete pronti. Sì. Sicuramente ci sarà un'espressione di sindaco del... Ma direttamente noi della Lega, noi oppure stiamo lavorando su questo. diciamo, questa riunione del centrodestra Noi stiamo potrebbe lavorando essere... su questo, certo che la Lega da soli, perché i dati sono dati, poco fa si parlava di numeri, la Lega da sola è riuscita a raggiungere una percentuale in Umbria, ma sono le ultime elezioni, quindi penso che valga tenere come dato questo, è riuscita a raggiungere il centro, la sinistra insieme al Movimento 5 Stelle, quindi questo è un dato. Sicuramente la popolazione, penso che Agrigento non faccia la differenza, non sia distante da questo, ha voglia di cambiare, di buttare una classe politica che seppur qualche nostalgico ama, di buttare una classe politica che è stata deleteria per tutte. Lello Zicari, meglio non averla una consigliera in consiglio come Lucia Palermo, che dici? Dica che la vorrebbe, dica, mi dipenda lei. Allora, professore Pecoraro, ti tira in ballo per la politica, però non credo dobbiamo parlare di libera università. Solo 30 secondi per rispondere a Nuccio e poi parliamo di libera università. Dai. Semplicissima, secondo me la cosa più importante nella politica è decentrare dalla politica dall'emotività e dall'azione, come dire, comunicativa. Bisogna discutere su progetti e su cose concrete, non bisogna andare continuamente a contestare quello che fanno gli altri, perché è normale. Per dirla come si dice adesso, essere sovranista e populista è facilissimo, no? Esatto, bravo, hai fatto una buona Bene, andiamo alla nostra libera università. Io vedo che voi abbiamo parlato del discorso dell'ammiraglio Vittorio Alessandro con l'immigrazione, però a voi avete un argomento, vedo anche archeologia, mafia, storia, esatto. Insomma sì. Tanti argomenti importanti. Sì, intanto devo dire che questi sono gli argomenti da novembre fino a dicembre e in preparazione poi l'attività da gennaio a maggio, circa 16 incontri tenuti sempre da noi stessi, ci organizziamo. Dunque l'attività che noi facciamo si svolge nella sede della Biblioteca Museo Pirandello, che è in Via Nera, tutti i giovedì a partire dal 7 novembre alle ore 16. La prima attività riguarda una conferenza del professore De Vita dell'Università di Firenze su Caravaggio. Questa attività è stata organizzata però dalla Biblioteca Museo Pirandello. Poi organizzate dalla Libera Università c'è la ceramica nella ricerca archeologica tenuta dall'archeologa Maria Serena Rizzo. Poi il 21 novembre io e il magistrato, ex magistrato, dottor Salvatore Cardinale, parleremo dei 100 anni della nascita di Primo Levi e in particolare del libro capitale di Primo Levi, cioè Se questo è un uomo. Il dottore Cardinale tratterà delle leggi razziali del 1938. Poi successivamente ci sarà un'attività dell'architetto Roberto Tripodi, il ruolo della mafia nello sbarco degli americani in Sicilia. Il dottor Calogero Conigliaro, credo che sia stato nominato recentemente assessore al comune di Porto Empedocle, parlerà e porterà diciamo, delle chicche di carattere storico
che riguardano proprio il porto di Porto Empedocle, i corsari del Terzo Reich, i segreti di Aschi. È una ricerca sfiziosa tenuta su documenti come credo faccia normalmente il dottore Conigliaro. Infine, in occasione del Natale, ci sarà un'attività di poesia, musica e versi organizzata da Lia Rocco e dal tenore Alfonso Lupo. Poi, non sono delle cose che vi tenete per voi, insomma, soltanto degli appartenenti alla... No, è libera, la partecipazione è libera. Sì. Noi auspichiamo, io quest'anno con la Presidente Liliana Melfa e il Vicepresidente Dottor Michele Baio, abbiamo cercato di coinvolgere le scuole, anche se la cosa è un po' difficile perché l'attività di pomeriggio le scuole non le gradiscono molto in questo senso, ma per alcune attività, per esempio quella di Primo Levis e questo Nomo, credo che sia interessante conoscere, che i giovani conoscano questa cosa, perché una delle gravi emergenze del nostro tempo, secondo me, è una emergenza di mancanza di educazione, di conoscenza storica e letteraria. Su questo si dovrebbe discutere molto e cercare di impostare un'attività formativa diversa rispetto a quella che si è fatta in questi anni. Bene, ritorniamo alla nostra mediazione linguistica. Dicevamo il corso universitario, quindi tutte quelle che sono le prerogative di un corso, quindi l'iscrizione, andare in segreteria, presentare il piano di studi, pagare la rete, insomma, è un'attività normale, no? Esatto, il nostro corso prevede una retta annua di 2.000 euro, pagabili in 4 rate, a cadenza trimestrale. Al momento dell'iscrizione si paga la prima rata di 500 euro e si procede all'immatricolazione. Per l'immatricolazione semplicemente bisogna scaricare il modulo dal nostro sito internet, che è agoramundimediazionelinguistica.com. Il piano di studi, lo leggo qua, è già fisso o c'è la possibilità di fare il piano di studi prevede le materie di cui abbiamo parlato, ma prevede anche la possibilità di fare delle materie a scelta al secondo e al terzo anno. Al terzo anno si ha la possibilità di scegliere anche la lingua spagnola, e sono 30 ore di lingua spagnola eventualmente, oppure i ragazzi potrebbero scegliere di approfondire le lingue o comunque di fare qualsiasi altra materia prevista dall'Ateneo Agrigentino, e quindi appunto si chiamano materie a scelta per questo motivo. Attraverso il corso di inglese credo che sia fondamentale, insomma, lo dobbiamo dire, perché assolutamente magari l'arabo è quello che interessa dal punto di vista forse del contatto delle persone, però arabo, inglese e francese sono le lingue previste, sono le lingue curriculari previste dal corso, non si possono cambiare. Infatti abbiamo previsto 60 ore di inglese e francese, oltre a 210 ore di arabo, come dicevo. Quanto di arabo? 210 ore. Professor Salasala, a parte del discorso della docente, ma della sociologa, c'è questo distacco, questa paura che prima diceva la consigliera Palermo, no? Cioè nel vedere il diverso come un nemico, come un pericolo? Sì, questo diciamo che poi tra l'altro sono fenomeni anche culturali che periodicamente, storicamente, io invito veramente tutti a partecipare a questa, a questo momento che sponsorizza l'Auser con Primo Levi, perché purtroppo noi che viviamo di corsi e ricorsi storici ci sono i momenti in cui tutto quello che è diverso da me fa paura. Certo, lo vediamo anche in altri ambiti, io sono un sociologo, lavoro in sanità e quindi anche l'accettazione, parliamo dagli anni 90 in poi, da quando c'è la 104, si parla di integrazione nelle scuole dei soggetti con disabilità. Prima il disabile era considerato l'handicappato che non aveva bisogno di scuola, non aveva bisogno di contatti di socializzazione. Su questi si teneva nascosto. Abbiamo cronache anche recenti, mi sembra a Naro, in questi giorni sono stati appunto denunciati delle persone, perché appunto tutto quello che è diverso a noi ci fa paura. Però ricordiamoci, e io qui voglio un po' abbracciare anche il discorso che faceva il consigliere Palermo, noi siamo ad Agrigento, culla della cultura mediterranea,
e a rappresentarcelo fortemente noi abbiamo un tempio, il tempio che è il Tempio della Concordia. Questo ci riporta indietro nella storia per rappresentare anche oggi quello che la nostra popolazione è. Professore Pecoraro. Sì, io volevo dire, sì, un attimo, citare, ora citare la parola fra un po'. perché si può fraintendere, no, perché si può fraintendere Ma una perché? cosa, tanto lei mi ha interrotto prima, mi Mannaggia perdonerà. No, perché si può fraintendere una cosa, qui nessuno ha parlato della paura del diverso, qui si parla semplicemente di regole, di integrazione, di rispetto di chi arriva. Quindi non vorrei che passasse un messaggio che non è, io non ho mai parlato di paura del diverso, dottor Moscato. Vabbè, Io ho parlato, hai fatto il paragone dei due giovani tunisini io che ho fatto un avevano paragone aggredito... perché quando noi abbiamo una realtà e ci sono le istituzioni che possono essere politiche o meno, noi abbiamo l'obbligo di rispettare la legge e la legge oggi impone un'immigrazione che sia regolata. L'immigrazione clandestina non può essere giustificata da niente e da nessuno, anche perché sono la prima io e il primo il mio partito ad accogliere chi ha tutti i requisiti per entrare e parliamo di requisiti anche nel a discorso paura del diverso, della salvaguardia della vita umana in mare, se no dell'obbligatorietà del soccorso, insomma possiamo entrare in tutti i discorsi che vogliamo. Il punto è uno, nessuno qui ha paura del diverso, semplicemente vogliamo vivere in tranquillità, integrando e non ghettizzando, come diceva il Perfetto. Dunque io volevo fare due professore. brevissime citazioni. Sì. Una di un poeta tedesco che dice: chi non conosce la sua storia è destinato a ripeterla, prima. E qui la parola mediazione non è una parola che usava il fascismo, perché per il fascismo questa parola mediazione non esisteva. L'altra citazione riguarda Primo Levi, proprio nell'introduzione al suo libro. Primo Levi, dopo che è tornato da Auschwitz, scrisse questo libro, Altra la tregua e così via, e poi fece il giro per le scuole a parlare per testimoniare quello che lui ha vissuto in prima persona. Lui ha detto una frase importante: quando si comincia a dire che il diverso è nemico, il lager è alle porte. Bene, voleva la dottoressa Gerani? Sì, io volevo solo dire una cosa, se mi consentite. Io dico che il flusso migratorio non si può bloccare, non si può gestire, regolare sicuramente, ma esistono anche delle regole di diritto internazionale che negli ultimi anni sono state disattese moltissime e questa cosa ci sconforta tantissimo. Noi quello che vogliamo creare è una figura che è quello del mediatore, che sia appunto una figura competente, professionale e che sappia gestire questa situazione. Certo, quando si vengono a creare e a essere presenti nel nostro territorio, la figura che voi formate credo che abbia un ruolo importante. Assolutamente, esatto. Sindaco, l'altro giorno sono andato a fare pausa pranzo nel Belvedere, che c'è sopra la scala dei Turchi, e ho visto che c'erano ancora tantissime persone. Ma cos'è, un'estate lungo un anno da voi? C'è cosa? Un ombrello che vi protegge? Per certi aspetti l'ombrello che ci protegge veramente c'è, perché già in Sicilia piove poco e io dico che a Realmonte piove meno che rispetto agli altri comuni, quindi questo ombrello veramente c'è. E comunque noi parliamo di destagionalizzazione, un processo che a Realmonte effettivamente c'è. Se lei va alla Scala dei Turchi in questo periodo, non solo a Belvedere ma anche sulla spiaggia, trova gente che fa ancora il bagno, che prende il sole. È difficile da gestire questo fenomeno perché per tutta una serie di problematiche che lo investono, però è veramente così. E devo dire non solo Scala dei Turchi ma anche il resto del litorale realmontino. Sapete, noi abbiamo un litorale che è molto un paesino lungo, piccolo bello. così, un litorale grande così. Si affaccia così ad ombrello, diciamo, a ventaglio sul mare, perché noi arriviamo dalle porte di Siculiana quasi a Porto Embleo, a partire dalla Villa Romana e poi fino a Giallonardo, è anche nostro. Quindi, quest'anno c'è anche stata una rivalutazione del faro di Caporossello con quel punto di storo che è diventato negli ultimi anni. Io dico, non so di che parlare prima stasera qua, nel senso che vorrei intervenire su più campi. Poco fa si parlava di differenziata e io non voglio difendere le classi dirigenti, politiche e dirigenti che ci sono attualmente né ad Agrigento né in altri luoghi, però dobbiamo dirlo che noi siamo, il nostro è un popolo difficile ed è necessaria una crescita culturale.
perché sistema migliore di quello che c'è ormai nei comuni del sistema differenziato. Io dico, mentre fino a qualche anno fa nessuno poteva dire io voglio fare la differenziata, voglio essere virtuoso, perché portavamo tutti i rifiuti negli stessi cassonetti e quindi anche l'uomo più virtuoso non poteva fare la differenziata. Allora a un certo punto i cittadini, gli utenti sono stati dotati di 4-5 cassonetti, che è la cosa più semplice, cioè ciascuno di noi che deve fare giornalmente, dividere i rifiuti, poi metterli davanti l'uscio di casa, passa il netturbino e se la porta. Se a fronte di questa semplicità la gente si rifiuta di collaborare e continua a buttare la spazzatura nei luoghi pubblici che vediamo, nei valloni e poi va a finire a mare, nonostante il lavaggio di cervello che c'è, che viene fatto, ma non solo a livello locale, ma a livello nazionale o mondiale. Cioè le immagini degli oceani dove ci sono le isole di plastica, le vediamo tutti. A scuola i docenti, la prete, gli insegnanti non fanno altro che parlare di questo fenomeno, ciò nonostante non ci interessa. Tanti papà, tanti padri di famiglia la mattina escono come dei ladri da casa, mettono la busta in macchina e la vanno a buttare come dei ladri. Allora il fenomeno è veramente culturale. Se dovessimo misurare il livello culturale di civiltà del nostro popolo partendo da questo test, veramente arriveremmo a livelli bassissimi. E parla uno che ha sposato questa causa della differenziata e che abbiamo ottenuto fin dal primo anno percentuali superiori al 65%, che abbiamo ottenuto uno degli 8 comuni della provincia di Agrigento che al primo anno ha ottenuto il premio da parte del governo regionale per aver fatto la differenziata. Noi abbiamo ottenuto 138.000 euro a fronte di una spesa di 1 milione, cioè quasi il 15% del costo è stato coperto con questa premialità. E quindi questo vuol dire che però dico, ma potremmo fare tutti nell'azione di convincere dal punto di vista potremmo fare tutti molto meglio se ritorniamo alla tua scala dei turchi. Per fortuna quest'anno si è risolto il problema del distacco di quei massi, noi un paio di anni fa, la protezione civile sono intervenuti, dicembre 2017 abbiamo avuto questa frana da crollo che ha interessato proprio l'unico luogo di accesso alla scala dei turchi. Siamo stati costretti per assicurare la sicurezza dei visitatori a chiudere, è stata un'impresa difficilissima, perché noi montavamo le chiusure e la gente le abbatteva. Lei deve immaginare che l'impresa che ha fatto i lavori, 2 mesi di lavori, a un certo punto ha messo la rete elettrosaldata, hanno abbattuto anche la rete elettrosaldata, c'è il giorno la montavano, la montavano proprio perché è un fenomeno culturale, c'è in altri luoghi, probabilmente basta una linea a terra dove si dice qua non si può passare. Da noi i muri non bastano, non sono sufficienti, perché la gente dice io alla scala turchi ci sono stato sempre, il fenomeno dei crolli c'è stato sempre e io ci devo andare, i locali. 30 secondi anche per sfatare il discorso del privato pubblico, cioè, hanno capito al contrario, cioè che la scala dei turchi è privata e il pubblico se la vuole prendere dando un benefit al privato, invece qualcuno ha detto al contrario, che il pubblico la vuole dare al privato e la vuole regalare. Là c'è stata confusione creata d'arte. Devo dire, perché i termini della questione sono estremamente semplici. C'è un privato che vanta dei diritti perché ha 3 particelle catastali e un titolo di proprietà che arriva fino a là. Il comune che ha detto che da sempre c'è stato l'uso pubblico e quindi per uso capione dovrebbe essere nostro. Abbiamo attivato un procedimento in tribunale, la legge prevede anche che ci sia una mediazione. Nell'ambito di questa mediazione si è arrivati a una proposta di accordo. Io stamattina, visto che lei me lo chiede, ho inviato una nota a tutti i consiglieri comunali e agli assessori perché ho necessità di avere un atto di indirizzo. Porterò quindi in consiglio comunale questa proposta di accordo che è molto semplice, ma è stata veicolata in maniera sbagliata. La proposta io gliela riassumo in 3 parole, cioè noi diventeremmo attraverso questa transazione proprietario, il comune di Realmonte diventa proprietario interamente del bene Scala dei Turchi. Questo significa potremmo gestirlo correttamente, perché mi creda gestire la Scala dei Turchi è veramente molto difficile e potremmo tutelare quel bene che appartiene all'umanità. Una volta che è mio, come? Attraverso il pagamento di un biglietto minimo, qualcuno ha ipotizzato 3 euro,
Lei pensa a 500.000 visitatori l'anno ed è una stima prudenziale, arriveremo a 1.500.000 euro, togliendo 500.000 euro di spese per pagare coloro che andrebbero a lavorare, quindi avremo posti di lavoro, creazione di posti di lavoro, una maggiore tutela di quel bene anche sotto il punto di vista della sicurezza, perché non sempre chi si affaccia lavora, cammina si può fare veramente in sicurezza. E quindi diventeremo proprietari, potremmo quindi assicurare posti di lavoro ed avere un guadagno. A fronte di tutto ciò, nella mediazione era previsto che il brand Scala dei Turchi, che è già stato registrato dallo stesso proprietario, andrebbe, diciamo, per il 70% dei ricavi andrebbero al proprietario e il 30% al comune. Ma mica di questo brand non ce ne è fregato mai nessuno, perché non l'avevamo neanche pensato. Quindi dico, dopo 70 anni anche il brand passerebbe tutto in carico al comune, che quindi lo potrebbe utilizzare. Questa è la proposta. Io dico, mi rimetterò al Consiglio Comunale, perché è giusto che sia così. Anche perché la Scala dei Turchi ormai è del mondo, quindi... Allora, noi io dico sempre, abbiamo avuto la fortuna di averla sul territorio comunale di Realmonte, solo per caso, che poteva essere a Porto Empedocle, poteva essere che è vicinissima, poteva essere in però abbiamo un dovere preciso, che è quella di tutelarla, perché appartiene a tutti, perché è un volano di sviluppo anche economico indifferente per l'intera provincia di Agrigento ed oltre, e noi abbiamo quindi l'obbligo di tutelarla quantomeno. La protezione civile ci è venuta incontro, perché a partire dalla progettazione hanno redatto loro il progetto, l'assessore al territorio e ambiente Cordaro è venuto personalmente a vedere i luoghi e dopo una settimana il governo Musumeci ci ha assicurato il finanziamento, insomma è messa in sicurezza, però adesso si aprono tutte le problematiche. Speriamo che possa risolversi per il bene di tutta la collettività. Ovviamente. Bene, siamo arrivati quasi alla fine, come sapete, insomma, un'ora, l'abbiamo detto all'inizio, a volte non passa mai, a volte va veramente veloce. Nel pensare voi il saluto che farete ai nostri telespettatori, perché come sapete, se non lo sapete ve lo dico, non possiamo salutare e dire grazie e arrivederci, no, dobbiamo farlo con un pensiero, con una frase, con una citazione, con un qualcosa che sia naturalmente propositivo e anche positivo, ciascuno per il vostro ruolo. Noi ritorniamo alla nostra brava Vittoria Gibilaro. Vittoria, prima ti sei cimentata con Mimì e il Minuetto, adesso invece? Con Straordinario. Ma prima di lasciarti il palco voglio dire quali sono le tue prospettive future. Ecco, hai qualcosa in programma? Continui lo studio lì all'Accademia Sì, voglio continuare a studiare. E mentre nella scuola normale a che punto siamo arrivati? Dove vai a scuola? E all'Anna Frank, terza media. Alla terza media, beh ancora insomma c'è tutto un cammino da fare. Hai già scelto la Sì. scuola superiore? Dove andrai? Classico. Al classico, beh il classico che se nulla me ne voglio insomma è la madre di tutte le scuole superiori, il professore Pecoraro, no? Prende il microfono, fa bene una ragazza andare al classico? Sì, certamente credo o deve prima pensare a cosa farà all'università prima di andare al classico? No, perché col classico statisticamente si sa che gli studenti del classico sono, come dire, aperti a tutte le esperienze. Anche se vuole andare a fare la scienziata spaziale va bene uguale? Va bene. Come? Anche se vuole fare la scienziata spaziale, dico il classico va bene Certo, uguale. perché il classico come istituzione dà la capacità di organizzare e la duttilità nel recepire le materie, e quindi non è specialistico, crea l'uomo. Lo scopo principale del classico è Poi questo. la specializzazione si andrà a fare Poi la all'università. specializzazione si ottiene all'università. Sì. Anche perché all'università inizi di nuovo dal 1 più 1 fa 2, no? E inizi No, quasi diciamo, però... Direi che le cose sono un po' cambiate, perché il classico era nella riforma Gentile del 23, era la scuola principale, perché Gentile distingueva le persone tra le persone che erano diciamo colte, e poi per le persone, come lui chiamava, cito latino, nati edere fruges nati, cioè coloro che erano nati solo per mangiare, no? Per questi c'era la scuola, allora si chiamava di avviamento professionale.
Quindi il classico era diciamo, la scuola di particolare rilievo, però ora non si può sostenere una cosa del genere, perché anche lo scientifico, anche per esempio vari indirizzi che vengono proposti, vari licei sono però già, il classico è quello che non ha una specializzazione, però apre tutte le specializzazioni. Bene, allora voi mentre pensate il saluto e la citazione che dovete fare, il palco, meglio, lo studio è ancora per Vittoria Gibilaro. Mi chiedo spesso se tu sei felice come me, se poi ti basta quello che ci unisce, un po' d'amore e poche regole. Mi chiedi spesso di chi sono quegli occhi che ci guardano. Io ti rispondo sono stelle, ma tu non ci credi neanche un po'. Allora saliremo sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso e un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo e io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te. Se un giorno io volessi di più di tutto quello che già ho, ti troverei dentro un'altra vita con lo stesso sguardo perso ma sincero. Ci siamo presi a pugni e poi a baci fino a ridere. Le mani ci hanno fatto male senza volersi mai staccare e saliremo insieme sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso e un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo e io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te. Come questi anni che sono veloci, che stancano i volti mentre formano i cuori, sono gli anni più duri, ma dicono i migliori. E saliremo insieme sopra il cielo a piedi nudi, mano nella mano, andiamo dritti fino al paradiso e un po' più su, dove tutto intorno esplode l'universo e io che vedo solo il tuo sorriso che fa sembrare tutto straordinario come te. Andiamo insieme fino in capo al mondo, perdiamoci ma mano nella mano, questo viaggio avrà un finale straordinario se viaggi con me. Mi chiedo spesso se tu sei felice come me. Brava, bravissima Vittoria Gibilaro. Bene, iniziamo proprio da te con il saluto. Passa il microfono, professore. Il saluto di Vittoria Gibilaro e con tanti auguri insomma per proseguire nella tua vita, sia dal punto di vista professionale naturalmente con la scuola e poi perché no, che questo tuo desiderio di cantare possa anche diventare la tua professione. Ci speri? Sì. Io vorrei concludere con una frase che è un po' il mio motto, ovvero ogni sogno a cui rinunci è un pezzo del tuo futuro che smette di esistere. Brava, bravissima, brava Vittoria. Zino Pecoraro e la sua Libera Università Agrigentina. Naturalmente io cito uno scrittore che a me piace molto, siciliano, Gesualdo Bufalino, che a proposito della mafia diceva: come si vince la mafia? Si vince con un esercito di maestri, un esercito di maestri. Bufalino era un esempio perché si vantava lui, ed era vero, leggeva ogni anno 365 libri e leggeva pure di notte. Un aneddoto: ho incontrato quest'anno la figlia di un suo amico
E a un certo punto questo Bufalino a questa ragazza che era studentessa liceale ha chiesto: tu quante ore studi al giorno? 3 ore. E lui lei ha detto: ma di notte studi? Ebbene, conclusione di tutto il ragionamento mio è questo, 3 parole soltanto: libri, libri, libri. Grazie a Nuccia Palermo, consigliera capogruppo della Lega al Comune di Agrigento. Prima di fare il mio saluto voglio tranquillizzare i presenti, anche il professore, che non c'è nessun tipo di nostalgia al fascismo, che tanto bene Lager. Quindi fatta, spero non ci sia neanche al comunismo. Non volevo fare riferimento. Siamo ai saluti, lo dico siamo ai saluti, scusate, siamo ai saluti. Vai con il tuo pensiero, però dai. molti vedono l'essere populista come una pecca. Secondo me, se andiamo al significato del termine, combattere, agire per il popolo e nel nome del popolo è un vanto. Quindi io invito tutti, invito gli agrigentini a essere sempre orgogliosi, a essere sempre pronti a lottare per la propria dignità. Il 2020 si sta avvicinando e noi faremo di tutto perché Agrigento possa risollevarsi. Grazie a Calogero Zicari, il sindaco di Realmonte, ma anche il nuovo presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Agrigento. Ma io penso che noi siciliani e la Sicilia abbia delle enormi potenzialità, eppure i nostri figli spesso se ne vanno a lavorare fuori. Io credo che tra i tanti pregi che hanno i siciliani abbiamo anche tanti difetti. Io mi auguro che ciascuno di noi possa migliorarsi per fare in modo che migliori anche la società, perché potremmo raggiungere risultati elevatissimi. Veramente potrebbe essere la Sicilia l'eccellenza dell'Italia, cosa che non è. Allora mi auguro che questo possa avvenire. Grazie a Carolina Ciranni, responsabile organizzazione di Agoramundi. Sì, io più che una citazione vorrei fare un invito ai ragazzi. Dico, l'università è un'occasione, che la scelta sia libera, consapevole e soprattutto moderata. Al di là del nostro corso, dico, abbiate un'occasione, però sappiate che esiste il nostro corso qui ad Agrigento e valutatelo. Grazie a Paola Lasala, lei è il docente di sociologia della mediazione proprio di Agoramundi. Io il mio modus vivendi, anche dovuto un po' al percorso di studi, è quello di cercare appunto di studiare a fondo, perché attraverso lo studio, la conoscenza e la storia si può avere una società migliore, e pensiamola una società adesso attenta alle nuove prospettive, come una società dove la mediazione e l'integrazione possono portare questo paese, il nostro paese, dico Agrigento, ma in questo caso tutta la nazione, ad avere un periodo più aureo rispetto a questo, che veramente definirei un momento di bronzo, come dicevano i romani, che appunto dividevano le 3 ere, quella di bronzo, quella di argento e quella d'oro. Io mi auspico un momento più felice, con una nuova linfa che possa creare una cultura diversa di accoglienza e di mediazione. Bene, grazie della vostra presenza e partecipazione, grazie soprattutto al nostro gentile pubblico che anche questa volta ha avuto la bontà di seguirci. Buona serata a tutti.